Domenica 26 al via la mezza maratona, un impegno ormai che non può mancare nella vita della città di Agrigento, nel mondo sportivo, insomma un evento importante, Presidente. Sicuramente ormai siamo alla 19ª edizione e ormai è una gara collaudata, tutti quanti i maratonetti siciliani vengono a percorrere il nostro tracciato che è unico e solo, passiamo dalla Valle dei Templi e questo grazie al permesso che ci dà l'Ente Parco, che ringraziamo per l'attenzione che ci dà, ringraziamo il Sindaco, la città e tutte le forze dell'ordine che ci aiuteranno per avere un percorso sicuro e garantito. Il tracciato è sempre lo stesso, si parte da San Leone, nella zona vicino al Porticciolo, si fa il giro dal Viale dei Pini e poi si va verso le dune, si ritorna indietro, si passa dall'arrivo sul Viale Falcone Borsellino e si sale verso i Templi, si arriva al Tempo di Ginone e poi si ritorna indietro con l'arrivo al Viale Falcone Borsellino. Ormai è una gara diventata simbolo del mondo del runner italiano, tantissimi atleti italiani, diciamo dell'Italia del Nord, scendono nella nostra città per correre e per ammirare le nostre bellezze che sono uniche. Grazie a questo, quindi non è soltanto un movimento di sport, di amare la natura, ma è anche un momento di presenze turistiche nel nostro territorio. Questo ormai lo abbiamo capito in tanti, anche l'amministrazione attuale e tanti altri enti pubblici hanno compreso l'importanza dello sport, anche di questo tipo di sport, e quindi ci sono vicini e noi di questo li ringraziamo. Quindi domenica alle 9:30 dal Viale Falcone Borsellino parte la 19ª mezza maratona della Concordia, città di Agrigento. Consigliere comunale Cantone, nella qualità di Presidente della Commissione Sport del Comune di Agrigento. Un'iniziativa sicuramente importante questa mezza maratona che dà la ribalta anche alla nostra città per ciò che riguarda l'agonismo. Ma un'iniziativa importantissima. In Commissione ce ne siamo occupati più volte, volevamo addirittura istituzionalizzare, dare proprio un tocco istituzionale a questa manifestazione che è encomiabile sotto tanti punti di vista. Intanto dal punto di vista sportivo raggruppa veramente centinaia e centinaia, forse anche migliaia di atleti in una sola volta, in un periodo soprattutto, e sfociamo nell'altro mio settore, diciamo il settore del quale mi occupo, il turismo, che occupano in un periodo di bassa stagione diciamo, i B&B, gli alberghi, quindi Agrigento si trova grazie a questa manifestazione a dover accogliere positivamente tanto turismo. È tanta gente che visita Agrigento, è tanta gente che fa sport, insomma i migliori valori della nostra città. Emanuele Farrugia, come Presidente dell'Lions Agrigento Host, fa parte di questa iniziativa, un'iniziativa che anno dopo anno cresce sempre di più. Sì, questa è un'iniziativa statutaria dell'Agrigento Host, del Lions Agrigento Host. Io quest'anno in qualità di Presidente rappresento il club ed è una delle nostre manifestazioni di punta, una delle attività che il Lions Club Agrigento Host attiva ogni anno. Quest'anno speriamo di fare anche altre attività relative allo sport, ci stiamo impegnando per lo sport per i disabili e speriamo di poter dare alla città delle iniziative di valore culturale e sociale. Assessore Ciulla, quanto è importante un'iniziativa come questa per Agrigento anche da un punto di vista agonistico? Molto importante questa iniziativa, la mezza maratona della Concordia, la 19ª edizione, ormai un appuntamento fisso nella nostra città che vede tantissimi partecipanti. Anche quest'anno si tratta di circa 1 migliaio di partecipanti, quindi una partecipazione veramente massiccia da parte di questi atleti che si confrontano in termini agonistici, ma anche semplicemente per condividere quelle che sono le ideologie e l'importanza di svolgere la pratica sportiva per mantenersi in forma e in stato buono di salute. Importante per Agrigento da un punto di vista sicuramente sportivo, agonistico, ma anche da un punto di vista turistico. È un importante incontro che vedrà tanta gente arrivare ad Agrigento, quindi pernottamenti, quindi ristoranti, quindi bar che lavorano, un'importantissima iniziativa che veramente è importante per la nostra città. Ringrazio la GS Valle dei Templi per l'impegno profuso in tutti questi anni e che continua sempre in città e speriamo di avere sempre più partecipanti nei prossimi anni.